Realmonte questa sera ha proposto una serata dedicata ai più piccoli con una sfilata di moda, ecco, un particolare evento che ha voluto essere presente qui nella piazza centrale di Realmonte. Sì, per questo ringrazio il mio responsabile d'area, Saldi Betti, al quale ho dato l'incarico di promuovere il territorio attraverso la moda, e lui l'ha fatto nel modo migliore, perché ha messo al centro i bambini, che, come diciamo sempre, sono la nostra speranza e il nostro futuro, e io sono molto soddisfatta per l'attività di questa sera, perché Realmonte in questo modo si promuove nel migliore dei modi, attraverso appunto le nuove generazioni, ma anche con i più grandi, quindi con le generazioni messe a confronto. Che dire, io ringrazio ovviamente l'ufficio Costa Bianca per la buona riuscita dell'evento, oltre a Saldi Betti e tutto il suo staff. Ringrazio Margherita Trupiano che ha presentato la serata e tutti i presenti, ovviamente gli attori di tutto ciò, che sono i bambini, le ragazze, la stilista che ha fatto sfilare delle giovani modelle molto brave, e tutto lo staff. Diciamo sempre che Realmonte è nella via della bellezza, e questo ne è un esempio, perché non c'è stata solo moda stasera a Realmonte, ci sono state generazioni a confronto, l'ho detto prima, c'è stata la promozione di un territorio attraverso le nostre risorse, anche in termini di manifattura, in termini di case di moda, eccetera, e quindi si punta su una crescita che non è solo culturale, è socioculturale e anche economica, con tutto un indotto che riesce insomma a fare stare bene la gente, e in fondo questo è il compito del nostro, dei politici, dei primi cittadini. E quindi, che dire, io vi do appuntamento alle prossime attività di Costa Bianca 2024, ci sono i cartelloni sui siti e quant'altro, e ai prossimi appuntamenti, e vi saluto dicendo che Realmonte c'è, è nella strada della cultura, della bellezza, e anche nelle strade dell'economia, con attività come quelle di questa sera, e quindi, che dire, alla veramente prossima. Grazie e alla prossima. Parliamo di questa esperienza che ha avuto oggi a Realmonte, un'esperienza sicuramente bella, interessante, insieme ai bambini. Lei è una nuova stilista emergente e ha avuto modo anche di fare sfilare alcune sue bellissime creazioni. Grazie. Sono creazioni uscite solamente dalle mie mani, perché sono anche sarta, non solo stilista. Ho iniziato già dal 1996 come sarta, poi ho intrapreso la strada della moda nel 2017 e poi sono andata in giro a varie città italiane, della Sicilia. La sua è una moda particolare e si ispira a cosa? Alla nostra Sicilia, perché la nostra Sicilia è ricca di cultura, di arte, di ricami, tradizioni, l'architettura dei nostri palazzi, un po' di tutto. Ma anche a Lettina ho saputo. Sì, anche a Lettina, ho fatto anche un abito proprio ispirato a Lettina, che non ho portato oggi. Ho portato anche quello, ho fatto anche quello. Ecco, chi la vuole contattare, lei di dov'è esattamente? Io sono di Scordia, in provincia di Catania. Perfetto. E poi le mie pagine di Facebook e Instagram mi possono contattare là, su qualsiasi cosa. Adriana Arnetta, Nella qualità di? la qualità di direttrice della Pitch Academy Sicilia. Parliamo di questa iniziativa qui nella piazza centrale di Realmonte. Allora, Cosa ha rappresentato e che messaggio, diciamo, avete voluto lanciare? Allora, intanto abbiamo voluto lanciare un messaggio, tengo a dirlo, di estrema pulizia e limpidezza per tutto ciò che riguarda la moda bambini, perché noi siamo l'unica azienda nel sud Sicilia, azienda di moda, agenzia di moda, che ci occupiamo di minorenni. È un tasto molto molto particolare, tendo a sottolineare la nostra pulizia e chiarezza sia dietro le quinte sia durante le passerelle. È una cosa molto importante perché, ahimè, in questo mondo insomma bisogna stare con gli occhi molto molto aperti.
Ho una grande fortuna, sono seguita da dei genitori molto, molto attenti, molto motivati e nulla, è un Parliamo piacere. dello spettacolo che avete proposto. Lo spettacolo che abbiamo proposto, abbiamo voluto inserire in questo nuovo spettacolo un nuovo progetto. Questo nuovo progetto all'interno della classica sfilata della Pitch Academy è il progetto Minimè. Il progetto Minimè che vede le mamme coinvolte insieme ai bambini in passerella. È un modo di rendere il bambino ancor più partecipe di questo percorso abbastanza impegnativo, ecco, e di avere le mamme Avete al loro coinvolto fianco. anche delle aziende siciliane che hanno... Abbiamo coinvolto le aziende sì. siciliane, assolutamente sì, abbiamo avuto anche la stilista Ketty Pico che produce lei stessa degli abiti assolutamente made in Sicily e nulla, andiamo avanti dritti nel nostro obiettivo che è quello di crescere costantemente e nulla, ringrazio tutti quanti.